Partenza alle 9:30 da casa, per il nostro primo viaggio in camper, alla scoperta di Acqui Terme. Il legame che Acqui Terme ha con l'acqua è testimoniato dall'Acquedotto Romano, una imponente opera architettonica, nata per portare in città le acque del Lago Scuro. L'acquedotto, in origine, era lungo ben 13 km che correvano, per gran parte, nei sotterranei della città. Dei circa 40 piloni oggi ne sono rimasti 15, affiancati da 4 arcate a sesto ribassato, che sostenevano il condotto idrico. I resti dell'Acquedotto Romano di Acqui sono tra quelli meglio conservati nella loro categoria, in tutto il nord Italia. La Bollente è un'edicola marmorea con pianta ottagonale, ben nota già dall'epoca romana. Il nome che porta non è affatto casuale, dalla fontana sgorga l'acqua termale di Acqui, un'acqua sulfurea a 75 gradi centigradi. Una leggenda narra che gli acquesi neonati venissero portati alla Bollente e immersi nella sua caldissima acqua. I bambini sopravvissuti a questo battesimo del fuoco si guadagnavano l'appellativo di sgaientò, termine dialettale per scottato e a momenti si scotta pure Luigi. La Fontana delle Ninfee, realizzata tra la fine degli anni 90 e il 2000, si presenta con una lunga scalinata di marmo composta da una sequenza di vasche che, zampillando acqua, alla sommità di Corso Viganò, si susseguono fino a raggiungere Piazza Italia più in basso. La cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta, è da oltre 10 secoli il punto di riferimento di tutta la vita cittadina e diocesana. Dal fondo delle scale del portico è possibile scorgere il campanile in cotto. Con l'avvento del XIX secolo, i grossi interventi strutturali sull'edificio ebbero termine, e i restauri del Novecento portarono la cattedrale dell'Assunta a valorizzare negli esterni l'originaria architettura romanica. A ricordo del Monsignore Giovanni Galliano, parroco della cattedrale per oltre 50 anni, è stata affissa una lapide a ridosso di uno dei piloni centrali. La cattedrale nel suo insieme e nei particolari è semplicemente imponente. Il fondo della chiesa è il punto ottimale per avere una visione completa della maestosità della navata centrale fino a giungere all'altare maggiore. Nel 1530 le capriate della navata centrale vennero sostituite da volte a crociera con costoloni sino ad arrivare alle attuali volte, pur esse a crociera, che portarono nel corso dei lavori, svolti dal 1788 al 1790, alla nascita di 2 nuove navate laterali per ospitare le cappelle della chiesa. La decorazione delle volte, che raffigura le storie della vita di Gesù e della Vergine e le immagini dei profeti, venne realizzata tra il 1862 e il 1864 dal pittore Pietro Ivaldi detto il Muto, il quale dipinse anche le cappelle laterali, le vele della cupola e le pareti del presbiterio che fiancheggiano l'altar maggiore. Collocato sopra il portale maggiore dell'ingresso principale, appare un grande organo, collocato su una robusta cantoria lignea del 1874. Nella navata laterale destra si trova la prima cappella detta del Crocifisso. Lungo la navata colpiscono l'attenzione alcuni confessionali rococò in noce massiccio. All'altezza della quinta campata, prima della scalinata, si apre la cappella di San Carlo Borromeo. Prima di scendere alla cripta, si scorge il bel pulpito marmoreo della cattedrale collocato, nella navata centrale, in un punto accuratamente scelto in modo che chi parlava venisse visto e ascoltato dai fedeli. Il pulpito è sorretto da un'elegante colonna a scanalature ed è rivestito da pregevoli bassorilievi. Le figure, ben delineate, rappresentano celebri santi e predicatori: San Guido in trono con alla destra Sant'Antonio da Padova e alla sinistra San Nicola da Tolentino. Alla destra del gruppo centrale vi sono San Giacomo e San Giovanni Battista, e alla sinistra San Pietro e San Guido. Nel transetto destro vi è la Cappella del Santissimo Sacramento. Le decorazioni della volta e la pala con la Ultima Cena posta sopra l'altare si devono al pittore torinese Roberto Bonelli. Oltrepassato il transetto si apre alla visione la Cappella del Santo Rosario. Questa è caratterizzata da leggiadri stucchi rococò. L'altare marmoreo è di fattura seicentesca e di questo secolo sono anche la statua lignea della Madonna del Rosario e le 15 tavolette con i misteri del Rosario.
Il chiostro quattrocentesco della cattedrale è un angolo nascosto, ricco di silenzio e pace. Esso custodisce all'interno testimonianze storiche e artistiche delle cappelle signorili costruite, nel 400 e nel 500, accanto alla cattedrale. L'aula capitolare è il cuore pulsante della cattedrale. La sua realizzazione si deve all'iniziativa del vescovo Giovanni Battista Roero, che la fece rivestire con un prezioso arredo ligneo di banchi, sedili e armadi intarsiati dal maestro Silvestro de Silvestri. Qui risplende la tavola centrale, che raffigura la dolcissima figura della Vergine con il bambino assisa sopra la lama di una sega da falegname piantata nel terreno. Questo originale sedile è una chiara allusione al santuario mariano presente sullo sfondo, quello del monastero di Montserrat, in Catalogna. Francesco della Chiesa viene rappresentato ai piedi della Vergine, inginocchiato in preghiera, e indossa una cappa nera con un colletto di velluto. Tra le mani ha un libro sul quale è miniata la preghiera della Salve Regina. La Vergine è raffigurata come regina, con un bellissimo volto, contornato da un velo trasparente, e presenta sul capo una splendida corona, ricca di pietre preziose e perle. Il bambino tiene in mano una cordicella alla quale è legato un cardellino. Ed infine, la cripta è una vera e propria selva di colonnine, in un ambiente austero e severo. Al suo interno, è ben visibile come le basi delle colonnine non siano tutte uguali, al pari delle murature del transetto e della parte absidale della chiesa. All'interno, emerge sul poderoso pilastro un affresco del 400 che rappresenta Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, mentre sullo fondo sono custoditi un sarcofago che ospitava il corpo di San Guido e vari frammenti marmorei appartenenti a cappelle della cattedrale smembrate a fine Settecento.